Io guardo davvero con interesse, con rispetto, con disponibilità a questa discussione che si è aperta in seguito anche ai referendum sul tema dell'autonomia, della possibilità su alcune materie di fare dei passi in avanti sul terreno delle autonomie, su alcune funzioni da parte delle regioni. Il governo è pronto a un confronto di merito su queste questioni. Quello sull'autonomia è un confronto utile, il governo avrà su questo la massima apertura. Lo promette il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Porto Marghera per visitare la bioraffineria di Eni. Alcune funzioni possono essere rese più efficienti da un maggior ruolo autonomo delle regioni? È possibile, anzi è probabile, e discuterne è utile per il Paese. Vedremo quali funzioni, vedremo a quali condizioni. Chiunque conosca l'amministrazione pubblica, puntualizza il Premier, sa che sarà una discussione complessa e non una cosa che si fa in 5 minuti con 2 battute, ma siamo pronti. Non abbiamo però bisogno di ulteriori lacerazioni. Deve essere molto chiaro che quello di cui si discute è l'efficienza del nostro sistema, si discute di come far funzionare meglio l'Italia, non si discute dell'Italia, tantomeno della sua Costituzione, almeno in questo confronto. Parole che tolgono dal tavolo di trattativa almeno una delle proposte lanciate dal governatore veneto Luca Zaia, quella dello statuto speciale, irrealizzabile senza una modifica della Costituzione. Al termine del suo incontro con i vertici di Eni alla bioraffineria, il Presidente del Consiglio si è trasferito alla sede centrale di Generali a Mogliano per visitare le casette dell'Innovation Park, costruite dalla compagnia assicurativa e dedicate all'innovazione tecnologica, al benessere e alla salute dei dipendenti.